Sì, beh, sono episodi drammatici, dove forse il silenzio la cosa migliore, visto che ci sono già gli organi di competenza che lavoreranno per cercare di capire e soprattutto per cercare di migliorare magari una situazione. Qui non favorisce, non penalizza nessuno. Di fronte a quello che è successo, come ho detto poc'anzi, il silenzio e quindi anche il fatto di non giocare sia stata la scelta migliore e più giusta per tutto il mondo del calcio. Dobbiamo giocare una partita comunque difficile sulla carta, perché oggi non esistono partite facili, probabilmente non sono mai esistite. Si parla tanto di scontri diretti, ma non credo che quello siano solamente quelle le partite più delicate, ce ne sono ben altre, come si è visto in quest'ultimo periodo, con dei risultati molto sorprendenti. Io credo che tutti noi saremo impegnati a giocare 96 minuti per 7 o 8 o qualcun altro qualche minuto in più, e sono tutte partite molto importanti. L'importante è rimanere agganciato a questo treno che sta correndo velocemente, e poi dopo a fine maggio faremo i conti dove saremo. Siamo orgogliosi di essere lì insieme a quelle squadre che sono partite per vincere il campionato. Per noi è un grande motivo d'orgoglio e di grande soddisfazione, e quindi siamo felicissimi di vivere questo momento così come si sta verificando sabato dopo sabato. Ma avere tutta la squadra a stato di forma è sempre molto difficile, però credo che dal punto di vista mentale la mia squadra c'è, sta dimostrando di esserci, visto le prestazioni che stanno facendo, ma visto anche e soprattutto l'occhio di riguardo che hanno le altre squadre quando giocano contro il Sassuolo, cambiano modo di giocare, affrontano la partita in maniera forse un pochettino diversa dal solito, e questo è un aspetto molto positivo, visto che noi siamo partiti per salvarci, quindi senza ambizioni, e oggi invece i miei ragazzi si trovano a giocare partite, tutte partite molto importanti, così come sono importanti i 3 punti in palio, quindi è un momento felice dei miei ragazzi, e quindi è giusto che se la godano e lo vivono quest'ultimo mese e mezzo da protagonisti, così come stanno facendo. Ci sono ancora troppe partite, troppe insidie, perché visto anche che le ultime in classifica sono tornati a fare punti, sono tornati a fare delle ottime prestazioni, e quindi è facile perdere punti contro tutti, così come è facile guadagnarli, così come il pareggio può avere un valore importante, e quindi in questo momento non bisogna fare calcoli, non bisogna fare conti, non bisogna fare tabelle, bisogna solo tenere la testa bassa e lavorare bene, così come abbiamo sempre fatto, così come hanno sempre fatto i miei ragazzi. Sento l'aria di una partita particolare, importante, che si potrebbe permettere di mettere altri punti in cascina, e in questo momento sarebbe molto importante portarli a casa tutti, ecco. Beh, secondo me la cosa migliore, come si dice in questi momenti, è prenderne uno alla volta. Abbiamo una partita complicata, perché è una partita complicata dove dovremo usare tanta testa, dovremo avere tanta pazienza, e per portare a casa 3 punti che per noi sarebbero fondamentali, perché poi andiamo a affrontare due partite fuori casa con un turno infrasettimanale e successivo turno infrasettimanale se recupera con il Torino, quindi sarebbero 3 punti veramente importanti per poi affrontare un tour de force finale. No, credo che è inevitabile che hanno tanti punti meno di noi, quindi probabilmente hanno qualche problemino più di noi, però in questi momenti, in questi finali di stagione dove sei veramente agli sgoccioli, dove non dico che sei l'ultima spiaggia, ma sei lì, tiri fuori sempre qualcosa in più, e per noi probabilmente era meglio affrontare un'altra squadra in questo momento. Poi conosciamo bene il mister, sappiamo per quello che ha fatto vedere a Modena che partite, che squadre e che impronta dà la propria squadra, quindi sarà per noi una partita complicata. Muovendo palla il più velocemente possibile, avere tanta pazienza, usare la testa, cercare in qualche modo di spegnere sul nascere possibili contropiedi, perché sicuramente loro verranno a difendersi, anche se leggendo qualche giornale di giù
parlano che loro non hanno niente da perdere, verranno per i 3 punti, quindi sarà una partita, come ho detto prima, complicata e difficile da fare, ecco. E sappiamo che davanti noi abbiamo qualità e in questo momento abbiamo anche brillantezza. Abbiamo recuperato Sansone, Troianiello, Masucci che era tanto fuori, e per noi diventano molto molto importanti in questo periodo della stagione, dove comunque la stanchezza inizia a farsi sentire, dove le squadre si aggrappano a tutto pur di portare a casa almeno un punto, e giocatori di questo tipo, per qualità fisiche e qualità tecniche, sono fondamentali, e per fortuna noi ce l'abbiamo.